Buon lunedì, bentrovati ad Anteprima Corner. Come sempre facciamo il punto del fine settimana calcistico con chiaramente le informazioni e le impressioni anche dei tecnici delle principali formazioni della Sicilia, formazioni chiaramente professionistiche. Cominciamo come sempre con intanto la Lega Pro, andiamo a vedere i risultati della giornata e poi vedremo anche la classifica. Siamo alla 32esima. Crotone Cerignola è finita 2-1, il Foggia ha perso in casa 1-0 contro la Cavese, poi il Latina si è imposto sulla Juventus Next Gen per 3-2, è finita 2-2 il match tra Picerno e Monopoli. A Trapani il Giuliano è passato per 2-1, a Messina il Catania ha vinto 1-0, poi la Casertana ha regolato il Sorrento per 4-0. In programma questa sera Potenza Altamura per chiudere il programma per l'appunto del 32esimo turno. Vediamo insieme anche la classifica che si è delineata alla luce chiaramente anche di questi risultati. Il Cerignola è al comando con 58 punti, ma l'Avellino ormai è a -1 dalla squadra di Peppe Raffaele, il Monopoli a 50 al terzo posto, poi Crotone quarto 47, Benevento 45, Catania 43, Potenza 41, Picerno 40, il Giuliano a 38, la Cavese a 35, stessi punti della Juventus Next Gen, l'Altamura a 34, il Trapani a 32, il Sorrento a 31, poi Foggia a 30, Latina 27, la Casertana sala a 22 punti, il Messina chiude la graduatoria con 13 punti e in questo momento, finendo in questo momento il campionato, la formazione giallorossa andrebbe in Serie D perché ci sono ormai, diciamo, c'è il margine per cui si eviterebbe il play-out, cioè margine di oltre gli 8 punti di distacco con la squadra che la precede in classifica. Cominciamo come sempre dal Catania e per parlare di Catania ci colleghiamo con Alessandro Vagliasindi, non abbiamo Vagliasindi, allora in attesa di recuperare il nostro Alessandro Vagliasindi vediamo l'intervista al tecnico Mimmo Toscano. I derby sono una partita a sé, dove i valori si azzerano, la classifica si azzera e devi fare una partita da derby e oggi i ragazzi l'hanno fatta. Hanno sofferto nel momento in cui il Messina voleva rimettere in piedi la partita. La dovevamo chiudere perché abbiamo avuto tante situazioni negli ultimi 20 minuti per chiudere la partita e soffrire di meno, però faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita da derby, ci tenevamo tantissimo perché per noi, per i nostri tifosi, perché è un momento particolare e vogliamo che loro capiscono questo momento e abbiamo vinto anche per loro. Abbiamo dunque sentito le parole del tecnico del Catania, Mimmo Toscano. Mimmo Toscano certamente soddisfatto ieri per quella che è stata la prestazione dei suoi. Fra poco torneremo ad occuparci del Catania e lo faremo con Alessandro Vagliasini. Intanto però vedo già collegato da Palermo, perché questo anticipo sulla scaletta, perché ci sono delle novità in casa Palermo. Quella di oggi è una giornata particolarmente complessa, diciamo così, soprattutto per Dionisi, perché la sua panchina è, direi, traballante. Ormai diciamo che possiamo anche dire che non ha più la sua panchina, è una questione di minuti, si attende l'ufficialità dell'esonero, il CD Group pare stia andando in questa direzione. Allora vado da Marco Gullà, che vedo già in collegamento, ci hai già aggiornato durante i telegiornali. Qual è la situazione? È una situazione in evoluzione dove però l'unica certezza a questo punto sembra che insomma scatterà l'esonero di Dionisi. Sì, Angelo, buon pomeriggio a tutti. Sì, diciamo subito, sbilanciamoci, perché rispetto ai TG che abbiamo il servizio per il TG che abbiamo confezionato qualche minuto fa, diciamo che possiamo dire che Alessio Dionisi è virtualmente esonerato, non è più alla guida del Palermo, gli è stato già comunicato, però c'è un intoppo, c'è un problema che è legato al nuovo allenatore che dovrà appunto prendere il posto di Dionisi. Il City Group ha un modus operandi un po' particolare, esonera, prima comunica, esonera e poi
trova il sostituto. Quando trova il sostituto fa il comunicato ufficiale e quindi dirama le ufficialità di rito. Ecco perché ancora non è arrivata l'ufficialità appunto dell'esonero di Dionisi e del nuovo allenatore che guiderà il Palermo. Probabile anche che possa arrivare domani, perché comunque c'è una sorta di scouting per trovare il miglior allenatore possibile per guidare il Palermo fino al termine del campionato e soprattutto far raggiungere al Palermo i playoff, che in questo momento non sono matematicamente raggiunti, perché il Palermo è fuori dalla zona playoff, è fuori di un punto, con il Bari che con il pareggio, grazie al pareggio con la Salernitana, è riuscito a scavalcare proprio il Palermo, che invece ha perso con la Cremonese. Ci sono però ancora tante giornate da giocare e il Palermo non vuole, il City Group non vuole perdere quindi la possibilità di accedere quantomeno ai playoff, giocarsi una speranza di poter arrivare in Serie A tramite la porta di servizio. E allora a Dionisi, quindi ritornando sul tema allenatore, è già stato comunicato che non sarà più il tecnico del Palermo, quindi alla ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì non ci sarà Dionisi. City Group ha anche approfittato di questa sosta di campionato proprio per accelerare un po' l'iter per arrivare al nuovo allenatore, perché già le riflessioni, già i dubbi c'erano diverse settimane fa, prima che comunque il Palermo inanellasse questa serie di risultati utili. Poi ovviamente questa vittoria anche con il Brescia, questo pareggio diciamo comunque positivo conquistato sul campo della Sampdoria a Marassi, ha comunque rallentato la pratica di esonero del tecnico. Ovviamente vinci 2-0 e perdi 3-2 con la Cremonese, lì il City Group ha preso una decisione ferma, seria, concreta, ed è stata comunicata proprio nella giornata di ieri. Adesso ovviamente ci sarà spazio per il nuovo allenatore e diamo anche i nomi, se mi concedi qualche altro secondo, perché in poll c'è Gianni De Biasi, ex allenatore del Modena, lo conosciamo, anche dell'Albania, nonché anche ex calciatore del Palermo, ma attenzione anche a Vivarini, Ballardini, Andreazzoli, Girardino. Ci sono vari nomi, però ovviamente non tutti gli allenatori sono propensi ad accettare una squadra campionato in corso, soprattutto Gilardino, che invece gradirebbe accettare il Palermo ovviamente, ma dalla prossima stagione. Bene, grazie. Allora prima di chiudere però la sosta di questa settimana arriva in qualche modo, diciamo, quasi come manna dal cielo, per dire ci sarà la possibilità, nel caso in cui il Palermo annunci l'allenatore entro mercoledì, di ricominciare a lavorare, con il nuovo allenatore e dunque poter preparare il prossimo impegno con una nuova guida tecnica. Diciamo, il progetto dovrebbe essere questo. Non la pensa Dionisi così, però, vabbè, ci mancherebbe. Se probabilmente ci fosse stata una gara ravvicinata, il City Group non avrebbe proceduto all'esonero, perché è ovvio che rispetto a tanti presidenti, a tante società di Serie A, il City Group ha parametri differenti. Per scegliere un allenatore passano anche giorni, possono passare anche settimane. Non è il caso del Palermo in questo caso, ma non pensare che il City Group non abbia valutato già da settimane il nuovo profilo. E quindi sì, Angelo, la sosta arriva comunque in un momento in cui il Palermo deve sterzare, deve cambiare, fare probabilmente inversione ad U sugli ultimi risultati raggiunti, o meglio l'ultimo risultato raggiunto, quello con la Cremonese. Probabilmente ci sarà quindi un allenatore non simile alle caratteristiche di Dionisi, ma molto più parametrizzato, diciamo, al City Group. Quindi è probabile che si vada verso un allenatore che possa fare da traghettatore e poi pensare ovviamente al futuro e individuare una figura un po' più, diciamo, giovane, definiamola così, perché insomma il City Group è molto orientato a selezionare, a scegliere degli allenatori giovani, e poi ovviamente fare questo cambio. Poi ovvio, nel calcio tutto è possibile, Angelo, è possibile pure che insomma il nuovo allenatore che verrà scelto porterà intanto il raggiungimento dei playoff e poi chissà, magari li vince pure e allora cambia tutto. Però intanto stiamo parlando di altre cose. Intanto la priorità è che
ovviamente il Palermo dopo Dionisi deve trovare un allenatore traghettatore fino al termine del campionato. Marco, con te vorrei fare una fotografia di quello che è il campionato del Palermo, nel senso che vediamo la classifica. È proprio per questo, Allora, per questa classifica che Dionisi alla fine paga. Angelo, se mi permetti fare anche insomma un paragone cromatico, dico che la fotografia è grigia come i punti del Palermo che sono stati appunto contraddistinti col colore grigio nella classifica che abbiamo realizzato. È grigia perché comunque Palermo non doveva stare in quella posizione, stando un po' agli obiettivi, alle velleità di questa società. Poi è ovvio che è stato un campionato assolutamente anonimo, perché il Palermo non ha mai dato l'impressione di potersi giocare anche un posto per la promozione diretta, ha perso le prime gare, poi non ha mai avuto questo trend di continuità, soltanto in 2 volte in questo campionato ha collezionato 2 vittorie consecutive, non è mai arrivato a 3 vittorie consecutive. Poi quando sembra davvero, questa è una particolarità non solo del Palermo di Dionisi ma anche del Palermo di Corini, quindi delle vecchie stagioni, la particolarità è che quando sembra che questa squadra possa davvero compiere il cosiddetto salto di qualità, quindi contro la Cremonese lo stava per compiere 2-0 avanti al 74esimo, direi che era lì per compierlo, succede qualcosa, un blackout, qualcosa che va a spezzare questo sogno e riporta il Palermo sulla terra. È successo a Cremona, è successo a Modena, è successo alla Spezia. La vittoria contro lo Spezia poteva essere certamente fondamentale, il Palermo di vantaggio 2-0, al 92esimo si è fatto raggiungere in 180 secondi. È successo l'anno scorso, ecco perché dico che è come se ci fosse un filo rosso che unisce le 2 stagioni. Palermo l'anno scorso a Cremona, sempre contro la Cremonese, fuori casa era avanti 2-0 e con quella vittoria avrebbe raggiunto il secondo posto. Poi nella ripresa, con un uomo in più, è riuscito a farsi pareggiare dalla Cremonese e da lì in poi c'è stato un crollo. E quindi è un po' un difetto di fabbrica che il nuovo allenatore deve tenere conto, perché questa squadra ha sicuramente degli sbalzi psicologici che non sono assolutamente da trascurare. Bene, grazie allora Marco, buon lavoro, ci darai aggiornamenti chiaramente nelle prossime edizioni del telegiornale, ci racconterai l'evoluzione di questa giornata complicata chiaramente in casa Palermo. Noi ci fermiamo, breve sosta e poi riprendiamo di nuovo il nostro anteprima corner. Allora, abbiamo recuperato intanto Alessandro Bagliasindi con noi oggi al telefono per un problema di carattere tecnico che cercheremo di capire poi come mai si sia verificato, però in ogni caso buon pomeriggio Alessandro. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, parliamo con te di Catania, ovviamente abbiamo sentito prima l'intervista con Mimo Toscano che ha in qualche modo elogiato i suoi per la partita giocata ieri contro il Messina. Non è stata una bella partita, ma in genere i derby non sono mai delle belle partite, perché c'è molto nervosismo, perché c'è molta tensione, si tradisce anche un po' di pressione sui giocatori di entrambe le squadre ovviamente. Alla fine Catania l'ha spuntata, ha portato a casa 3 punti importantissimi perché adesso la classifica, sì, è appena 6° posto, però la classifica è un po' diversa insomma, rispetto a qualche settimana fa, complice anche le esclusioni sia del Taranto che della Turris. 43 punti, il Catania può anche guardare anche ad un quinto, forse quarto posto. Però torniamo alla partita di ieri sera. Che cosa ci dice questo match, questo derby contro una squadra, il Messina, in gravi difficoltà? Fra poco andremo a sentire anche Sergio Colosi proprio sulla partita. Sì, 2 considerazioni, Angelo. La prima, che il Catania ha ottenuto questa vittoria grazie a una squadra tra virgolette vecchia. È una squadra cioè della prima parte della stagione. Se vediamo la formazione che ha schierato Toscano, dei nuovi, diciamo di gennaio, in campo c'era solo Tini. Per il resto erano tutti protagonisti della Catania estivo e questo è un dato che si sposa anche con il recupero di alcuni di questi giocatori che a un certo punto della prima parte della stagione si erano inabissati. Faccio degli esempi: Gherardi, Guaini,
lo stesso Lunetta, protagonisti che a un certo punto della seconda parte del girone d'andata erano usciti dai radar e sui quali Toscano sembrava non voler puntare con decisione. Invece ieri sono stati assolutamente protagonisti della vittoria del Catania, Gherardi in difesa, Guaini a centrocampo, Lunetta nella posizione di trequartista, credo siano stati in assoluto i migliori. Quindi questo cosa significa? Significa che l'organico alle fine d'estate forse non era da primato, ma non era neanche un organico da buttare, ed è stato bravo il tecnico a lavorare in modo applicato per recuperare alla causa alcuni di questi protagonisti. L'altra considerazione, Angelo, è legata a un fatto tecnico. Il Catania, lasciami la battuta, ha dato un tiro mancino al Messina. In che senso? Nel senso che l'azione che ha portato al gol nasce da un calcio d'angolo battuto da Anastasio, mancino, scambio con Jimenez, mancino, di nuovo Anastasio per Lunetta, mancino e gol alle spalle di Krapikas. È una caratteristica che spesso fa la differenza nelle squadre professionistiche. Gli allenatori chiedono almeno un paio di mancini perché sono giocatori che chiaramente per le loro peculiarità possono dare qualcosa in più in termini di inventiva. Il quarto mancino che il Catania ha utilizzato nella ripresa è Nicolà Dal Monte, che ha fatto intravedere progressi e soprattutto la possibilità di dare un apporto molto importante in questo finale di stagione qualora le sue condizioni fisiche lo assistano e possa veramente essere un protagonista, perché tecnicamente è un giocatore che non si discute. Quindi tanti spunti di riflessione. Se sei d'accordo magari diamo anche uno sguardo a chi abbiamo designato come top del match, certo. Perché uno dei giocatori che abbiamo citato prima, cioè Alessandro Guaini, che ha dato un importante contributo in mediana anche nel momento in cui probabilmente De Rose ha accusato un calo nel quarto d'ora nel quarto d'ora iniziale del secondo tempo. Guaini ha fatto un lavoro importantissimo perché il Messina pressava, il Messina cercava in tutti i modi di arrivare al pareggio e Guaini ha veramente rubato l'occhio con una prestazione di sostanza. Potete vedere anche il dato relativo alla statistica, un giocatore che ha anche un buon passato in Serie B, dove nella stagione 2020-2021 ha totalizzato 13 presenze con la maglia del Pisa. Allora Alessandro, chiaramente approfondiremo i temi non solo della partita di ieri, ma di quelli che sono ovviamente adesso le attese per il finale di campionato. Intanto domenica c'è una partita, si gioca all'ora di pranzo, quella con il Crotone al Massimino. Secondo te la vittoria di ieri nel derby con il Messina in qualche modo ha riacceso gli entusiasmi in casa Catania? Mi riferisco non al gruppo squadra ma tra i tifosi? Ma Angelo, sarebbe assai strano il contrario. Stiamo parlando di una squadra che è in una striscia positiva da 6 giornate e quindi merita, a mio avviso, un credito in una fase della stagione dove certi scenari potrebbero improvvisamente ribaltarsi in positivo. Quindi anche in considerazione del valore del Crotone e della posizione di classifica delle due squadre, credo la partita di domenica rappresenti uno snodo cruciale per capire fino a dove può arrivare questo Catania nel finale della stagione. Ma stasera, Angelo, prima di salutarci, daremo degli aggiornamenti anche sul direttore generale, su quello che il Catania ha individuato come profilo. Vi daremo degli aggiornamenti su questo tema. Benissimo, grazie allora Alessandro Vaglia Sindi, ci ritroviamo a Corner grazie, a più tardi per parlare di Catania. Adesso ci fermiamo ancora
Facciamo una breve sosta e poi apriremo il collegamento con Sergio Colosi e anche Franco Cammarasana, perché parleremo di due realtà di Lega Pro che sono in profonda crisi, ma per motivi diversi. Il Messina soffre di un problema gravissimo societario, mentre invece il Trapani ha una crisi di risultati, alla quarta sconfitta consecutiva, e non è escluso che ci possono essere anche delle sorprese nelle prossime ore. Ci riferiamo chiaramente alla panchina di Torrente. Tutto questo fra pochissimo, restate con noi. Allora, siamo di nuovo insieme, anteprima corner. Adesso, come annunciato, andiamo a Messina, perché la situazione a Messina è forse quella più difficile da un punto di vista societario. Parliamo di sopravvivenza del club, parliamo del mantenimento intanto della categoria e poi di sopravvivenza del club. Vado da Sergio Colosi, che già vedo in collegamento. Sul campo si può anche perdere. Angelo. Buon pomeriggio a te. Il derby ieri ha detto che la squadra di Banchieri è una squadra che dà anche quello che non ha quando è sul terreno di gioco, non teme assolutamente, non ha paura quando si trova in campo. Ha paura invece probabilmente di altre cose, Sergio. Sì, ieri ha perso la terza gara consecutiva in casa col punteggio di 1-0, però ha giocato meno bene rispetto alle prove, dove avrebbe meritato senz'altro di più contro Avellino, futura capolista con ogni probabilità, e poi il Trapani, non il Trapani di adesso magari, ma il Trapani di qualche settimana fa, che comunque ancora è in zona playoff, e quello era un Messina diverso che creava tanto, molte occasioni. Ieri è stata una partita invece di tutt'altra caratura. Il Messina, che comunque ha avuto a sprazzi, anche ha attaccato parecchio, ha spinto, ha cercato il pareggio. È anche una squadra che non gira bene, che non gli gira bene, come nel caso della traversa di Tordini o qualche altro episodio, però comunque è una squadra che, come hai detto bene tu, ha la grande problematica societaria, non c'è tranquillità. Poi al Catania non puoi assolutamente concedere tutte quelle assenze, tra cui Crimi e Budel, che sono tanta roba in mezzo al campo, ma anche altri calciatori. Complessivamente ne mancavano 6 e questo Messina non se lo può permettere, benché mai con il Catania, con avversari di prima fascia, per cui poi alla fine si sintetizza qui l'1-0, la sconfitta, che però è uno dei problemi ma non il principale, tenuto conto che il problema della sopravvivenza societaria, dell'ultima speranza legata a questo gruppo americano, con un manager messinese comunque persona attendibile, conosciuta, persona seria, che sta cercando di mediare per raggiungere un risultato che possa portare il Messina quantomeno a giocare i play-out con un pizzico di serenità, qualora il Messina dovesse arrivarci, perché adesso la situazione di classifica è veramente complicata. Parliamo di un Messina che ha 9 punti di ritardo, dunque ad oggi i play-out non si giocherebbe, e ha una partita in più giocata rispetto alla Casertana, per cui la situazione è da allarme rosso nel modo più assoluto. Però ci può essere il peggio, ci può essere un'ulteriore penalizzazione nel caso in cui dovesse finire in Serie D, o la sopravvivenza del club. Il futuro è ancora sempre più problematico. Mi piace invece sottolineare di questo derby la grande correttezza in campo tra i calciatori, tranne qualche piccolissimo episodio che comunque può starci, ma grande correttezza anche poi sugli spalti. I tifosi del Messina molto corretti, anche in giro per la città. Abbiamo avuto modo di, anche in tribuna, dove c'erano tantissimi giornalisti sia di Catania che di Messina, davvero una bella atmosfera, e do merito anche ai 6.869 paganti, perché con il Messina in queste condizioni, con questa società che ha creato dei disastri, delle voragini, andare allo stadio è segnale di legame, di appartenenza, ed è giusto darne atto. Poi la classifica e il futuro, come hai detto, sono davvero complicati. Grazie Sergio, resta lì un attimo. Vorrei andare da Franco Cammarasana, dove la situazione è complicata per altri aspetti, da un punto di vista tecnico, perché a Trapani, alla quarta sconfitta consecutiva, adesso ci si aspetta da Antonini, che è una sorta di vulcano in questo momento, che sta preparando un'eruzione, praticamente qualche sua dichiarazione forte.
Ciao Angelo, tu poc'anzi parlavi di giornata complessa definendo quella del Palermo. Io userei la stessa definizione anche per quanto riguarda il Trapani, perché appunto dopo la quarta sconfitta consecutiva, già ieri sera lo stesso direttore sportivo Pavone ha detto che stamani ci sarebbero state delle riflessioni e in effetti delle riflessioni in mattinata ci sono state. Sicuramente ci sono stati degli incontri in società tra Antonini e il tecnico Torrisi. Non so se abbia preso parte all'incontro anche il direttore sportivo Pavone. Sicuramente in giornata potrebbero esserci delle novità, ma io non direi soltanto per quanto riguarda Torrente, ma anche per lo stesso direttore sportivo, che tra l'altro è quello che ha ricostruito la squadra a gennaio assieme a Capuano, e le cui scelte evidentemente non sono state ritenute quelle giuste, alla luce anche dei risultati. Quali potrebbero essere i possibili scenari a livello tecnico? Intanto la conferma della fiducia a Torrente ancora per qualche settimana, per qualche altra partita. Nel caso di un esonero anche di Corrente, da escludere un ritorno di Torrisi, il quale non potrebbe tornare sulla macchina del Trapani, perché dopo la sua partenza lui ha accettato il Matera, dal quale poi a febbraio è stato a sua volta esonerato. Però sul libro paga di Antonini c'è anche Totò Aronica, il quale potrebbe essere chiamato in panchina vista la situazione. D'altro canto cambiare ancora allenatore, arrivare a un quinto allenatore durante la stagione mi sembra un pochino esagerato. Aronica bene o male conosce già l'ambiente, non dico la squadra che è stata riposizionata rispetto a quella che ha lasciato. Però ripeto, è una situazione ancora in alto mare, probabilmente in serata, anzi secondo me in serata qualche cosa di nuovo lo sapremo. Grazie allora anche a Franco Cammarasana per queste sue informazioni proprio delle ultime ore su quello che è la situazione a Trapani. Vorrei tornare di nuovo da Sergio Colosi brevemente per 30 secondi perché ormai diciamo, le partite stanno andando a finire, nel senso che a fine di aprile il campionato si concluderà. Che cosa si può prospettare per il Messina sul campo? Il Messina deve giocare 5 partite, come dicevo prima, per cui riposerà, mentre la Casertana ne deve fare 6. Ormai è un testa a testa tra i due club e in questo momento non si giocherebbero i play-out. Domenica prossima alle 15 impegno in trasferta proprio contro il Giuliano, che ha battuto a domicilio il Trapani ed è in pienissima corsa per i play-off, per cui un altro avversario difficile. Tornerà il capitano Crimi che ha scontato la giornata di squalifica, ci si augura anche qualche altro infortunato, tra cui Buchele, che è un altro uomo importante, però è anche vero che il Messina adesso deve puntare a vincere, altrimenti potrebbe non giocare più questi play-out. Grazie Sergio, ricordiamo che oggi scadono i termini per la presentazione di documentazione importante, cioè un documento che in qualche modo possa certificare la solidità della nuova proprietà per poter portare avanti il progetto Messina, e da qui ci potrebbero essere altri provvedimenti. Sì. Credo che ci saranno, si deve presentare alla Coaps, però credo che ci saranno nuovi provvedimenti per il Messina da 1 a 2 punti, per cui anche questo va ad aggiungersi a tutto il resto. Grazie Sergio, chiudo con Franco Cammarasana, solo per dire a Franco, se ci dovessero essere chiaramente delle novità ci aggiornerai nei telegiornali, l'anno ci sono problemi economici, ci sono altri tipi di problemi che vanno affrontati e risolti. Va bene, grazie. Grazie anche. Molto complessa, come dicevi tu. Benissimo, grazie anche a Franco Cammarasana. Ci fermiamo qui con Anteprima Corner alle 20:45 e invece arriva Corner a tutti. Buon proseguimento con i nostri programmi.